Agli dei io chiedo di liberarmi dal mio dolore. Chiedo la fine di questa mia guardia che ormai dura da anni e anni. Ancora tra le braccia della notte me ne sto qui come un cane senza pace. Mentre la gente dorme io sorveglio il tetto di Atreo che mi fa da cuccia. Con queste parole, circa 2400 anni fa, iniziava l'Orestea di Eschilo. Con queste stesse parole, oggi, 24 agosto 2020, e circa alla stessa ora del giorno o della notte, noi partiamo verso la Grecia. Lenta, la fatta più, capito? Muovi il viso e ti giri lentamente. Va bene così, Loic? Sì, sì. Dimmi tu, Io ci sei già. Una corsa. Ho scelto questa ripresa per lo sguardo che ha Giuseppe prima di buttarsi. Credo riassuma bene il percorso che abbiamo fatto insieme durante le prove. Non perché sia stata una corsa, come purtroppo accade per la maggior parte delle produzioni italiane, ma perché abbiamo avuto il tempo di fermarci, posizionare la camera, scegliere da che punto farci guardare dallo sguardo, per poi voltarci lentamente verso l'ignoto. Io nella notte mi agito in questo mio letto ricoperto di brina. La paura mi sta accanto e non il sonno. L'angoscia che il sogno non possa più radicarsi nel profondo degli occhi. E quando provo a cantare, a sussurrare, cercando col canto un rimedio per vincere il sonno, allora piango e lamento la sciagura di questa casa. Vai. Sto kit è morto. Nel senso che ti è morto, però in senso in questo caso molto negativo, no? Sì. Vabbè, c'è di peggio, entro anch'io. C'è di peggio.
No, adesso amore. sì, sì, ho capito, non volevamo Ah, entrare stavo facendo nell'ambito, un'infarinatura, cioè sì. sappiamo che tu hai una specializzazione in slang cattivissimo, pugliese. Sparacene una grossa. Sono tre, non si dice solo uno. Lo so, sono te, lo so. Sono tre. Pesantissime, questa la dovrei censurare, Mari. Se giri la camera, guarda che roba. Questo è per una sequenza di un film, guarda. Cos'è? Qua sembra di stare nell'antica Grecia, qua non c'è un cazzo di dei segnali di modernità, qua probabilmente è come 2000 anni fa, nulla. Il lavoro era diviso in due momenti. Uno all'interno di una magnifica sala prove che vi faccio vedere dopo. Niente a che vedere con quella concentrazione dei teatri chiusi, neri, tenebrosi, dove tutti sono tesi, serissimi. O perlomeno così vogliono farsi vedere in quel buio dove lo spettacolo di intrattenimento ha preso il sopravvento sul teatro. E in contemporanea si svolgeva la seconda parte del lavoro, all'aperto, con la mia videocamera o con cellulari, tablet e altri mezzi molto modesti, come potete vedere. Questa parte era dedicata allo studio libero del testo nello spazio, in quella terra che ha nutrito i versi che cantiamo, in quel luogo che li ha sentiti per la prima volta. Spesso si provano le parti che poi non vengono messe in scena, ma che in un certo senso sono le più importanti, perché servono a trovare una forma finale, ad arricchire l'immaginario degli attori, in un processo dal totale al sintetico. Qui ad esempio l'arrivo del re, Agamennone. E qui Clitennestra, che lo aspetta. We do this and we finish here. Ok. Qui, nella casa di Atreo, l'ultima luce, la prima figlia del fuoco dell'Ida, ma sciolte a terra le vesti, egli chiamò coi suoi occhi, ad uno nel pianto. Oltre al lavoro delle prove abbiamo voluto incontrare alcune persone del luogo, del coro dal quale ogni volta prendiamo vita.
Il primo giorno ho chiesto agli artisti del Tenore Nuvoreso di presentarsi e abbiamo avuto la conferma vivente di ciò che ci aspettavamo, ovvero che Sardegna e Grecia artisticamente hanno molte cose in comune. That tells that all the voices of the group they come from the nature and obviously the livestock and for example sheep and Questo mi somiglia tanto, προέρχονταν από τα πρόβατα. Και στην Ελλάδα έχουμε Yes. αυτή την ίδια παράδοση. Also in Greece. Ότι η μουσική είναι κάτι σημαντικό που μας έρχεται. Σημαντικό, from the nature, says Miss Spontini, comes from the nature, from the animals around us. Η φύση, ο αέρας, η θάλασσα, The air and the τα sea. ζώα. quindi c'è un tipo di canto insomma che si esprima tramite la natura. Montes e rocas que San Mariana Maria Ballera, San Mariana Maria Ballera, Maria Ballera, Mario Chere, Mario Chere, Mario Chere, Mario Chere, Mario Chere, Mario Chere, Mario San Mariana. Il secondo giorno invece abbiamo chiesto a quelle persone di insegnarci a leggere le preghiere delle coefore nella versione originale, per come le scrisse Eschilo. Φύγα λύτρων εσόδους ένας εστία, ιό κατασκαφέ δόμου, ανήλυβρωτος υγιής, νόφι καλύπτους ιδόμους, δεσποτών θανάτιση. Φύγα λύτρων εσόδους αίματος πέδι, ιό πάλις εστία, ιό κατασκαφέ δόμου. Dopo qualche anno di ascolto, mi sono reso conto che nel canto a tenore il mistero che tiene insieme una tecnica e una funzione sacra è regolato da un codice non scritto. Un codice che forse noi attori nel corso dei secoli abbiamo dimenticato, ormai abituati alla separazione tra platea e palcoscenico, per la quale siamo portati a esibirci, invece che a farci tramite di un dialogo col divino. Qualcuno di voi probabilmente penserà che peccato. Avrebbero dovuto girarlo con delle buone telecamere, con dei microfoni professionali. Beh, vi capisco, perché anch'io volevo tutte queste cose e molte di più.
Immaginavo persino delle riprese da un elicottero. Strada facendo però mi sono ricreduto perché ho pensato a quanto sia raro vedere oggi qualcosa che abbia la bassa qualità di queste immagini e che racchiuda l'esperienza che abbiamo vissuto con quelle sfumature e quelle imperfezioni tipiche dei ricordi. D'altronde tutti i video che vediamo in giro sono talmente perfetti che non ci colpiscono quasi più. Li guardiamo intorpiditi. Insomma, diciamo che me la sono fatta andare bene così. Ma più semplicemente pensate questo. Se avessimo avuto una troupe di professionisti, forse non avremmo mai girato questa scena. Oh, aiutami! Loïc, oltre ad aver sperimentato particolari tecniche di ripresa, ha avuto anche la bellissima idea di girare insieme a Maria Grazia la preghiera delle coefore sulla tomba del re nel cimitero in cui è sepolto Iannis Ritsos, il grande poeta greco nato proprio qui, in Monemvasia. Così gli interpreti predicano, leggendo il sogno che i morti dalla terra Indossate correttamente la mascherina per illuminare durante il viaggio e evitando cambiare magliette. Vi invitiamo a rispettare l'assegnazione del posto di viaggio del la distanza sociale anche quando siete seduti. È inoltre consigliato per ragioni ispezionali correzioni di distanza presenti a bordo di questo treno. Verifichiamo il biglietto in modalità contactless. Vi invitiamo a mostrare il codice del treno o ad effettuare il self-check-in sull'app Trenitalia. Grazie per la collaborazione con il viaggio.